Chi ci è venuto a trovare? Nino. Il poeta Nino Barone da Trapani. Anche Nino Barone fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana. Nino è un poeta abbastanza noto, ha pubblicato anche dei libri con le sue poesie, eccetera, eccetera. È uno molto attivo anche sul web. Nino, una buona serata anche a te. Buonasera, allora, buonasera a voi, buonasera. Perfetto. Nino, a questo punto io ti farei esordire subito con un tuo componimento poetico. Cosa ci fai sentire? Sì. Allora, io ho in mano la mia seconda silloge di poesie, così casualmente. Shadow, musica e parole. È di tanti capelli fa questa pubblicazione, però. 2013. Quanti capelli fa? Sì, un bel po' di capelli fa. Un bel po' di capelli fa. E allora, ecco, proprio in questo libro c'è una poesia che scrissi dedicandola proprio a Giuseppe Gerbino quando presentò il suo primo libro Me frati arbolo. Che stai a mare susi di che festa, abbrazzati sto figlio portentoso che sta facendo sta ferriera testa a colpa di poesia, rispettoso, poeta d'un talento sopraffino che arriva ad un nevoli e di sicuro, scrivendo versi sempre di continuo, è destinato a diventare puro lo granne tra le granni. Sto paese che partorisce ancora gran poeti arresta una sorgente e culintisi parlare solo anticchia sti profeti ci ha spampinato cuore come un giuri. E quando sento un canto di Gerbino con rego antico proprio gran sapore che non me ne si chiude da vicino. Castello a mare stringitillo un cuore perché sto figlio è figlio di sta terra e di sta terra canta pati e gori e si canta l'emozione sferra per chi le sue parole sono saggi su duci amari e scotono coscienze che è raro cu li sente di paraggi a così forte preni a così intensi sto patrimonio spero sta ricchezza potesse certo giungere lontano pavire tutti quanti la carezza di stumele poeta siciliano. Ecco, una volta che è qui io Grazie Nino, grazie. Sia. Grazie veramente. Cioè, mi lasci Nino ha voluto esordire con questo omaggio. Bene. Allora c'è da dire che io quando lui pubblicò il suo primo libro diciamo che mi sono trovato coinvolto al 100% perché allora gli feci la prefazione, quindi poi mi ispirò pure questa poesia che gli dedicai proprio la giornata della presentazione. Ma Fonzo, scusami, allora lui è il mio maestro, lui è stato il primo a cui io mi sono rivolto, che mi ha fatto conoscere il mondo della poesia, che mi ha spiegato cosa fosse la poesia, tutte le nozioni, a parte anche altri, ma lui è stato il primo, il mio maestro. Quindi a chi mi potevo rivolgere io per la pubblicazione se non a lui? Chi meglio di lui poteva farmi la prefazione che mi aveva proprio conosciuto da Luca Caniro, come mi chiamava nella song poetica Peppe, ricordami il cognome, non lo ricordo però. Il professore Giuseppe Ingardia. Il professore Giuseppe Ingardia, che era allora direttore della rivista Epoca Nostra, di cui Nino era editore. Io ero Luca Caniro, che Luca Caniro lo sai cos'è, non so. Diamo questa chicca allora che ci ascolta. In una nidiata di uccellini c'è l'ultimo che si schiude, è Luca Caniro, è quello più piccolo di tutti, quello in plume, e io fra di loro, fra questi grandi maestri, ero Luca Caniro. Quindi lui mi ha portato da quell'uccellino in plume a farmi volare. E quindi non potevo che rivolgermi a lui per la prefazione. E devo dire che mi ha fatto è stato un bravissimo maestro, mi pare di poter dire. Sì, assolutamente sì. Dicendo questo ho fatto i complimenti a tutte e due. Quindi. E allora riprendiamo il nostro percorso sulla lingua siciliana, ma prima salutiamo anche chi ancora non abbiamo salutato, come Federico Faraone,
Salvatore Azzaro, che a quanto pare scrive delle canzoni in siciliano, poi ci contatti, ce le faccia conoscere, perché vi devo dire una cosa a proposito, mi è venuta una cosa in mente che potrebbe interessare, anzi vi invito a seguire. Cosa succede? Succede che questo venerdì quanti ne abbiamo? 21. Venerdì 21 andrà in diretta su questa pagina, metteremo il link, ma anche sulla pagina del Centro Studi. Oh, la mia memoria, io non l'avevo preparato sta cosa. Quindi Centro Studi Dialogo, ecco, mi è venuto il nome, Centro Studi Dialogo, una pagina Facebook che potete cercare, che ogni settimana, ogni venerdì fanno una diretta intervistando qualcuno che possa parlare di una lingua regionale. Lo scorso venerdì io la seguivo sta trasmissione perché è molto interessante, vi dico seguitela, non seguite soltanto quella di venerdì, poi capirete perché dovete seguirla quella di venerdì, seguitele tutte, sono molto interessanti. L'ultima è stata sulla lingua corsa. C'è stato un professore universitario originario della Corsica che ormai è nato, credo, anche in Italia e ci ha parlato della lingua corsa. Tra l'altro la lingua corsa è una lingua che si assomiglia moltissimo alla lingua siciliana, specie nella versione suttanaccia, perché il corso ha due diciamo, filoni, il filone supranacciu e il filone suttanacciu. Il filone supranacciu è molto simile al toscano, è un dialetto toscano. Quello suttanacciu invece sembra siciliano, calabrese, anche il calabrese fa parte dei dialetti della lingua siciliana, ovviamente. E quindi venerdì sono stato invitato a parlare della lingua siciliana in qualità ovviamente di presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Quindi vi invito venerdì, però non ricordo l'orario, ma seguite la pagina Facebook dell'Accademia dove metteremo in anticipo ovviamente l'avviso per chi volesse seguire questa puntata di questa trasmissione molto interessante che produce il Centro Studi Dialogo. Va bene, e allora io vorrei ridare la palla a Peppe. Mancherebbero 5 minuti per arrivare all'ora, ma il tempo è volato. Il tempo no, Nino è una misura. Diamo una parola a Nino. Mi sembra che io ho parlato abbastanza. Facciamo parlare Nino. È una questione di percezione il tempo. Siccome noi non l'abbiamo percepita, Stura, ancora non arrivò a livello di percezione, noi continuiamo. Va bene? E ne futemo. Quindi proseguiamo, anche perché vedo che ci sono un po' di persone che ci ascoltano, non è assolutamente calato l'ascolto, quindi ancora i cristiani non si hanno stancato. Quindi non si stancano noi oggi, non ci stanchiamo, assolutamente. Quindi Peppe, che ci fai sentire? Allora, sono contenti loro. Vabbè, dai, una poesia breve, una sestina, ancora più piccola dell'ottava. Lo vento ciuscia, sento la sua voce. Un arbolo s'annaca alle sue fronde, una stella in cielo brilla e la sua luce tinge lo mare e t'accarezza l'onde. E io, taglio sta scena dall'occulto, mi sento nico e arresto muto. Ecco qua, brevissima, Ponzo. Brevissima e bellissima. Nino, che ci racconti di bello? Io ho seguito fin qui, diciamo, tutta la vostra trasmissione, tranne... Ma come? Allora non c'è la chiave, ma che facciamo? No, ero nelle condizioni ormai a fine turno di poter seguire, solo che ovviamente proprio per motivi di lavoro non potevo collegarmi. L'ho fatto poi ovviamente tornando a casa. Ho seguito e mi è sembrata interessante la domanda di Santo Grasso, la lingua poetica siciliana, che è una dicitura che il nostro caro amico Alessio Patti utilizza molto spesso nelle sue pubblicazioni. Anch'io ho riflettuto su questa dicitura. Perché lingua poetica siciliana? Cioè, cosa vuole dire, Alessio? Tu hai dato una tua opinione, Fonso. Io credo che dietro questo appellativo di poetico
ecco, di lingua poetica siciliana, magari il poeta, in questo caso il nostro caro Alessio Patti, perché se non l'unico ma è uno dei pochi che utilizza questa dicitura, e vuole, come dire, vuole trasmettere il fatto che che il linguaggio poetico, che il linguaggio di una poesia è un linguaggio a parte, che si discosta da quella che è la lingua standard. Ecco, e qui dove voglio arrivare? Inserisco, diciamo, il contenuto linguistico, è prettamente linguistico. Effettivamente il linguaggio di una poesia, cioè la lingua di una poesia, non può essere mai presa a modello come lingua, perché già il fatto di essere un linguaggio poetico, quindi la lingua di una poesia, è un linguaggio anche stravolto che deve necessariamente, come dire, aderire a dei canoni metrici, ritmici, di metafore, ok? Quindi non può essere considerato modello di lingua. Ecco, secondo me, alla base di quello che può significare lingua poetica ci sta questo come significato principale. Io non io sono del parere che io per esempio nei miei libri metto poesia in lingua siciliana. Sapete perché non metto lingua poetica? Perché già di fatto la poesia ha una lingua sua, ha un suo, come dire, un suo modello, ha un suo standard di linguaggio. Difatti in linguistica il linguaggio poetico è quello più complesso, perché è un linguaggio tale che deve tornare al lettore attraverso i suoi significati a volte, come dire, profondi, celati. Ecco, quindi la poesia, la lingua di una poesia non può essere considerata lingua, deve essere considerata una lingua relativamente alla poesia. Quindi che Alessio Patti lo metta poetica va bene, non è che io sto qui a criticare, ma già il fatto di comporre una poesia, si sa che la poesia è stravolgimento, la poesia è anche libertà, quante libertà ci prendiamo nella poesia, ma le libertà che puoi prenderti nella poesia, poi magari nella prosa non li puoi prendere, perché nella prosa devi aderire a determinate regole ortografiche e grammaticali e quindi di sintassi. Ecco, questo è il mio... Nino, posso dire una cosa? Beh, innanzitutto noto che sei molto d'accordo con me sull'interpretazione, magari tu l'hai detta da poeta, ovviamente specificando molto meglio di me, però secondo me può darsi che la volontà di specificarlo possa derivare dal fatto proprio che ancora c'è poca coscienza di queste cose, per cui molte persone magari leggendo le poesie, in questo caso di Alessio, ma vale per tutti, potrebbe dire: ma come scrivi Chissu? Perché molte persone, non avendo coscienza di quello che hai detto tu, cioè che la lingua che si usa per un componimento poetico già di per sé stessa si discosta, si allontana dalla lingua standard parlata, diciamo, standard tra virgolette ovviamente, ecco, siccome molti non hanno coscienza di questo, potrebbero farsi questa domanda, dice: ma come scrivi? Ma perché tu scrivi così? Quindi magari è come per dire: attenzione, io sto facendo poesia, non mi venite a dire come sto scrivendo. Ma questo purtroppo siamo sempre con i soliti pregiudizi sulla lingua siciliana. Questo accade in tutte le lingue, cioè la lingua che si usa nelle poesie in qualsiasi idioma del mondo è una lingua più ricercata, ma anche per le cose che ha detto Nino, poi per le esigenze anche di metrica, una serie di cose, di fattori fanno sì che non è la lingua che si parla, ecco, però nella lingua siciliana questo magari ancora non si capisce, che anche la lingua siciliana fa parte di qualsiasi fa parte di tutte le lingue del mondo, e quindi anche questi fenomeni accadono nella lingua siciliana. Peppe, vedo che hai voglia di parlare, che devi dire? No, volevo solo dire, ma anche per la lingua italiana è stato così, tant'è che quella di Petrarca fu utilizzata per la poesia, quella di Boccaccio per la prosa. No? Assolutamente, ma infatti... Fonso, non ti sento più, ti sei bloccato. Ah, ora sì.
Poi, Certamente hai nel caso ragione. specifico di Alessio, penso che sia proprio una forma di attaccamento, di affetto nei confronti della lingua. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi senti? Sì, anche se l'immagine... Dicevo, in questo caso specifico di Alessio, secondo me è una forma di attaccamento affettuosa nei confronti della lingua, anche perché, come diceva Nino, se tu scrivi poesia già hai, se hai naturalmente quel bagaglio culturale appropriato, se hai quel bagaglio di termini appropriato, e sei un poeta, basta esprimerti e fai poesia, basta scrivere e fai poesia. Quindi secondo me è una forma di rispetto, secondo me, che c'ha Alessio nei confronti della lingua siciliana, che la definisce poetica per questo. Secondo me. Poi è una mia opinione. Invece come un meccanismo, uno scudo che Alessio mi smentirà, voglio dire, qui è una trasmissione pubblica, quindi magari può lasciare anche un commento, ma è solo per un confronto e null'altro. Vabbè, sono le nostre opinioni, non stiamo offendendo nessuno. Secondo me è anche una forma di scudo che Alessio si pone proprio per evitare che altri possano dire: ma ecco, il discorso faceva Fonso, ma come scrivi? Invece io credo che o mettere poetica o non metterla sia, diciamo, alla fine irrisorio, perché già la poesia, come dire, la lingua della poesia è diversa dalla lingua della prosa, quindi quella è la lingua poetica. Chi fa poesia scrive in lingua poetica per le cose che dicevo poc'anzi. È diversa, Pranino, scusami, è diversa nella forma espressiva, perché poeticamente l'espressione o la forza espressiva ha un'incisione o un'incisività diversa. Però se tu conosci una lingua, se fai prosa, fai poesia, cioè la lingua quella è. Quindi sotto la forma espressiva, secondo me, cambia l'incisività della lingua. E quindi magari Alessio intende questo, visto che ha un'incisività diversa, la chiama poetica. Non è assolutamente, io sto dando una mia opinione, non è assolutamente una polemica. Io diciamo invito Alessia a continuare su questa strada, perché lo fa alla grande, in maniera eccezionale, e ci ha regalato, poetica o non poetica, tantissime perle di grande cultura e di grande poesia. Qui ci stiamo solamente confrontando sul discorso della dicitura. Assolutamente, certo. Lui sceglie di mettere. Io, secondo il mio bagaglio culturale, credo che potrebbe pure farne a meno, perché dico che la poesia in sé già è una lingua poetica, perché quel linguaggio poetico è diverso dalla lingua della prosa. Poi è ovvio che c'è anche la prosa che può essere poetica. Molto spesso noi leggiamo della prosa che sembra quasi di leggere una poesia, perché è talmente fatta di parole, di suoni così ricercati. Assolutamente sì. Vado sempre, invito i poeti, io quello che dico sempre, ecco, molto spesso veniamo, sia io che Peppe Gerbino, veniamo additati come maestri, come coloro che vogliono insegnare, come coloro che parlano di metrica, come coloro che parlano di accenti. Io invito i poeti a studiare la poesia in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue sfumature. È vero che la poesia è libertà d'espressione, ma la libertà d'espressione è un conto, aderire a determinate, come dire, a determinate regole di linguaggio e di ricercatezza delle parole più consone, delle parole più poetiche rispetto ad altre che magari possono ugualmente dare l'idea di ciò che si vuole dire, ma non hanno lo stesso impatto emotivo, di pathos, di enfasi poetica, che invece ne può avere un'altra. Quindi io dico sempre ai poeti: studiate, non facciamo solo critiche, noi non diciamo altro, e lo diciamo da anni, sia io che Peppo. Studiate, ma soprattutto leggete. Io l'altro giorno, caro Fonso, e poi mi taccio, ho scritto un sonetto dove l'ho intitolato La metrica è una scienza. Tu sai benissimo, chi mi conosce, io ho sperimentato il verso libero, così come
sperimento giornalmente, sono nato poeta rimatore, quindi io conosco sia l'uno che l'altra forma. Sono delle forme, uno le sceglie, ok? Non è che stiamo qui che uno deve essere, uno le sceglie, sono delle forme che esistono e uno le sceglie, però ogni forma aderisce a determinate regole, perché molto spesso chi scrive in verso libero non sa che pure in verso libero ci sono delle regole da seguire, c'è un ritmo, ci sono delle metafore, c'è la figura retorica, tutte queste cose vanno, come dire, vanno prese in considerazione, se no, come dice spesso Peppe Gentile, sarebbe un solo incolonnamento di parole. Ecco, un incolonnamento di parole, che significa mettere anziché le parole in verticale, li metti in orizzontale ed è meglio che molti farebbero prosa anziché fare poesia. Ecco, questo è il mio pensiero a tal proposito. Bene, e allora, infatti io però, tu dici... per imparare a scrivere. Certo, però Nino, tu mi hai ridato la parola, però io volevo che tu declamassi una tua poesia, perché sei arrivato in trasmissione, a trasmissione iniziata, e abbiamo sentito ancora poco della tua produzione. Quindi prima di ridarmi la parola, ti prego cortesemente di farci ascoltare qualcosa di tuo. Va bene. E allora reciterò una poesia che spero di ricordare a memoria, che è un mio cavallo di battaglia, e si intitola Voglio capire, ed è sempre pubblicata in questo libro. Anzi, forse è meglio a questo punto che me la metto davanti per evitare che magari mi possa non ricordarmi di qualche passaggio. Voglio capire, sto vedendo pagina 51. Ok, allora questa è, diciamo, un grido contro le mafie. Non voglio usare i soliti valori per dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo scialacori, parlare di tramonti, darbi e siri. Voglio capire solo se sta terra vuole a scippare a rari cadumali, chi sempre più la pungi, si l'afferra, ci suco sangue e poi ci stocca l'ali. Voglio capire se giustime frati vogliono affrontare lo problema anchino o vogliono solo sangue, sciate, restando indifferenti di continuo. Voglio capire se i sacrifici di tanti che morero per giustizia non fuori stato vento, culifici, luttao convinto contro ogni malizia. Se non volemo più una giù capace, o un altro pizzolongo, tutti insieme, avemo a dire basta, non ne piace, perché non sopportiamo con ne spreme lo sangue che ne scorre in tale vine per fare ancora sangue. Se priamo, può darsi che si scioglino i catene, per avere la libertà che meritiamo, per dare sta Sicilia ai nostri figli libera e luscia, tanno si può dire di liberdizi chiavi, che suggigli e poi di Tramonti, Darbi e Siri. Bellissima anche questa, molto Bravissimo bella. Nino, Bravo, bellissimo. bravo Nino. Bene, e allora abbiamo fatto un'ora e un quarto addirittura. Chi facciamo? Andiamo a curcare oppure stiamo altri 5 minuti? Dai, facciamo gli ultimi 5 minuti. Allora, ognuno di noi dice una cosa, ma quando la parola va a voi, siccome siete dei poeti, dovete anche declamare la vostra ultima poesia della serata. Vediamo. Allora, io una cosa che non ho detto, vediamo, e che ci tengo a dire. Qual è? Vediamo. Io credo che una cosa che non ho detto e che ci tengo a dire è che il bilinguismo, ecco, l'importanza del bilinguismo. Non abbiamo accennato, abbiamo parlato di bilinguismo, ma non abbiamo detto ancora quanto è importante per un bambino soprattutto, ma non solo, vivere in un ambiente, crescere, svilupparsi in un ambiente bilingue. Prima
certe cose non si sapevano perché non c'erano degli studi. Addirittura nel 1800 si credeva che il bilinguismo, quindi il vivere in un ambiente in cui si parlassero 2 o più lingue, potesse portare, pensate un po', alla schizofrenia, no? Quindi veniva visto come una cosa assolutamente negativa il bilinguismo. Oggi ci sono degli studi scientifici e si è visto che quei bambini che crescono e si sviluppano in un ambiente bilingue hanno delle facoltà mentali migliori, mediamente chiaramente, dei bambini monolingue. Ecco, questa è una scoperta scientifica che è venuta fuori relativamente di recente, stiamo parlando negli ultimi 20-25 anni, che ha un po' cambiato completamente la concezione sul bilinguismo. E oggi si tende assolutamente a far crescere il bimbo, il piccolo, in un ambiente bilingue se si ha questa possibilità. E in più si è visto una cosa molto importante, cioè non sono importanti quali lingue appunto costituiscono il bilinguismo, quindi se sono più importanti allora è un bilinguismo più importante, o se sono delle lingue meno importanti allora gli effetti positivi sono meno evidenti. Assolutamente no, gli effetti positivi sul cervello si hanno con qualsiasi tipo di lingue, siano esse ufficiali, siano esse non ufficiali, siano esse parlate nel mondo come l'inglese o parlate soltanto in ambiti più ristretti. Quindi ogni territorio che ha una propria lingua locale, una propria anche lingua ufficiale più estesa, oggi, almeno in quei paesi europei in cui si ha coscienza di tutto ciò, tende a usare entrambe le lingue già in ambienti familiari, proprio per far sì che il bimbo strutturi il proprio cervello in una maniera migliore. E perché avviene questo? Qualche scienziato ha cercato di dare una spiegazione, perché si è visto che proprio è la struttura del cervello che è diversa, e molti pensano che sia dovuto a questo fatto che vi spiego in 2 parole. Per un monolingue ogni oggetto è identificato da una sola parola, da un solo termine, quindi c'è una relazione tra oggetto e il termine con cui quell'oggetto viene espresso nel linguaggio. Quindi questo è chiaro, è così, con una sola lingua si ha a disposizione una sola parola. Per un bambino bilingue invece già sa che ogni oggetto può avere diverse parole a seconda del tipo di lingua che uso, per cui già non c'è questa connessione forte tra l'oggetto e quella parola, perché il bambino bilingue già struttura il proprio cervello con questa mentalità più aperta che gli fa capire che l'oggetto e il termine con cui lo definiamo non sono totalmente legati, perché dipende dal tipo di linguaggio che si usa, può cambiare il termine. Ecco, questa cosa che apparentemente sembra una stupidaggine pare che faccia sì che il cervello si sviluppi in una maniera completamente diversa, per cui questo tipo di sviluppo fa sì che le capacità, anche nell'apprendimento scolastico, perché poi molti studi lì vanno a misurare l'efficienza di un bambino bilingue rispetto a un monolingue nell'ambito scolastico, non soltanto nell'ambito linguistico, quindi in genere il rendimento è migliore in un bambino bilingue. Ok, io ho finito. Parola a Peppe per la sua ultima parola di stasera, prima di salutare, e poi ovviamente a Nino. E allora una poesia a tema, visto che parliamo di dialetto, lingua, insomma, una poesia vecchissima, una delle prime, in cui io proprio diventavo pazzo, non capivo questa cosa, l'ho detta in poesia. Ma perché quando parlo un dialetto sono visto come un ignorante, come un uomo di scarso intelletto, che rovescia parole retanti? Io lo trovo per vero perfetto. E lo disse Panzina Lodante, lo toscano t'annera dialetto, è la nostra, una lingua importante. Del nostro dialetto me vanto. C'ha l'idiome,
o più ricco e brillante. Io lo parlo, un mi vergogno, un mi scanto, perché è chino di storia importante. Non è rozzo, è per bere un incanto. Concegrire lo vero ignorante. Ecco qua, un omaggio alle lingue minoritarie, ecco. Benissimo Peppe, e allora la parola a Nino. No, io volevo rispondere a Santograsso che oltre a salutarlo affettuosamente, perché è un amico, una persona con il quale ho avuto, con la quale ho avuto già modo di, diciamo, come dire, interagire a livello di poesia e anche di pubblicazione, perché sono stato l'editore di un suo libro e sono stato pure a Raddusa, paese dove vive, per la presentazione appunto del libro. Volevo rispondere a Santo perché si fa delle domande secondo me molto importanti. Allora dice: la nostra è da considerare poesia in lingua siciliana? Io rispondo a Santo. E come esiste la poesia in lingua siciliana che molti utilizzano, come io non ho nessuna inflessione nella poesia legata alla mia parlata trapanese. La mia poesia è anonima da questo punto di vista, perché utilizzo la lingua letteraria, la lingua siciliana. Ok, questa è una mia scelta, ok? Ma come esiste la poesia in lingua siciliana e esistono i poeti che la praticano, esiste pure la poesia dialettale o vernacolare. E caro Santo, non è perché è poesia dialettale o vernacolare, è una poesia di serie B. Tu hai molte inflessioni, io conosco la poesia di Santo, hai molte inflessioni legate alla parlata, ma non per questo non devi essere considerato poeta. Sei un grande poeta e la tua musa è una musa genuina, spontanea, e questi poeti che adoperano questo genere, fanno di questa poesia la cosiddetta poesia dialettale o vernacolare, quindi quella che coincide molto con la parlata, non è una poesia di serie B, perché anche la poesia dialettale o vernacolare è un codice linguistico che si usa e ha dei suoni, ha delle regole, ha una sua sintassi. Quindi non ti sentire un poeta inferiore o di serie B, così come invito tutti i poeti che utilizzano i codici legati alla parlata, quindi i codici dialettali o vernacolari, a non sentirsi come dire inferiori. Come chi utilizza come me la lingua siciliana non è che un essere superiore o un poeta superiore, è un fatto di scelta. Io ho fatto la mia scelta, sacrificando quella che è la mia parlata, la mia identità di trapanese, perché volevo puntare sulla lingua siciliana, perché a mio modesto parere è una lingua che apre gli orizzonti e può essere intellegibile in tutta la regione, mentre ci sono a volte delle poesie, pur essendo delle poesie belle, ma ci sono dei tratti di queste poesie che spesso non si capiscono perché si utilizza un dialetto così stretto, un vernacolo stretto relativo alla parlata locale. Ecco perché nei concorsi, anche siciliani, molto spesso vogliono la traduzione in calce, proprio per questo motivo. Ecco, quindi volevo rispondere a Santograsso con alle sue domande che mi sono sembrate davvero domande oculate, diciamo, e intelligenti. E poi chiudo io con una mia quartina, visto che ormai è tardi, e chiudo dandovi la buonanotte con In poesia. Ora che notte funna e tutto tace, mi godo sto silenzio che cantorno, sto ciume in china di speranza e pace che mi trascina verso un altro giorno. Buonanotte a tutti. Benissimo Nino, e allora io direi proprio di salutare tutti quanti con questa tua poesia finale. Grazie per tutti coloro i quali si sono sintonizzati, anche per chi ci sta vedendo in registrato. Con questa
puntata di una diretta. Stiamo ritornando praticamente, se non l'avete capito, a fare le dirette come facevamo l'anno scorso, per cui ogni tanto entrate nella pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana, perché ancora non le abbiamo stabilizzate come facevamo prima, cioè tipo ogni lunedì eccetera, ma tra poco accadrà, quindi, perché tra l'altro ci sono alcune occasioni. L'appuntamento comunque è per venerdì, con una diretta dalla pagina del Centro Studi Dialogo, che comunque condivideremo qui nella pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana, e poi continueremo piano piano a rivederci come facevamo prima. Quindi un grazie a tutti, e soprattutto un grazie a Giuseppe Gerbino e Nino Barone, che hanno allietato la serata di oggi, che era, ricordiamo che ricorreva la 10ª giornata nazionale del dialetto e della lingua locale, e proprio per questo abbiamo ideato di fare questa diretta. Grazie a tutti. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Peppe. Alla prossima. Ciao a tutti.